Prosegue la decrescita della curva della pandemia in Veneto. A dirlo i dati regionali del bollettino Azienda Zero che mostrano 6.037 nuovi casi Covid, 69.007 attualmente positivi in calo di 3.231 casi per un totale da inizio emergenza sanitaria di 1.309.256 contagi tra i residenti del Veneto. Piccolo incremento, ma non allarmante, del numero delle presenze tra i ricoverati in area medica, più 10, per un totale di 1.202. In calo di 1 invece le presenze nelle intensive venete, dove attualmente si contano 103 ricoveri. Sale a 13.750 il totale delle vittime da inizio pandemia, con un incremento di 24 nuove vittime nelle ultime ore. Inarrestabile la campagna vaccinale, giunta a quota 10.757.107 somministrazioni, più 9.062. In crescita anche le inoculazioni addizionali booster, 3.108.483, più 7.222 nelle ultime 24 ore. Riduzione importante per quanto riguarda appunto le presenze in ospedale. In una settimana siamo passati da 139 presenze a 109 a questa mattina. Sono calate quindi presenze sia in area medica che in intensiva, siamo a 17 oggi, che in subintensiva dove siamo a 20. Quindi dati assolutamente, tra virgolette, appunto buoni, positivi, ecco, diciamolo così, e che appunto stanno andando verso una direzione effettivamente di una situazione che va via via migliorando grazie a tutto quello che è stato fatto in questi mesi.